E come al momento dalla nostra appuntamento settimanale con la rubrica Gnovis dal Monte. Rinnovate la speranza per sede dal Fogolar Furlan di Melbourne. Fred Martin, referente ai Fogolars di Australia e segretario del Sodalizi di Melbourne, sconta il Stato di Cumò. Buongiorno e saluto dall'Australia. Recentemente il Consiglio Comunale di Durban ha votato in favore del Fogolar Furlan di Melbourne per proteggere gli stabilimenti contro i plans che i barons della proprietà avevano di demolire la struttura dopo che questa era stata colpita da un fuoco più di 15 mesi fa. Il comitato direttivo del Fogolar si sono opponuti a che i plans facendo un'appellazione alla comunità furlana e nodome, chiedendo supporto per una protezione del patrimonio di questo stabilimento che era stato costruito con le mani e i sudori dei nostri immigrati del dopoguerra qui a Melbourne. Sono arrivati messaggi e lettere di supporto da tutte le parti del mondo. Fra questi anche che è di Franco Jacob, presidente dell'Ente Friuli del Monte, Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, e di tutti i presidenti dei Fogolar Furlans d'Australia, i soci e amici del Fogolar. La comunità locale ha risposto a questo appello, a questa petizione, con più di 1000 firme di supporto. Questa è stata una grande vittoria per il Fogolar e la comunità che lo frequenta, che ha presto spera di poter venire reagire le parti e di tornare in terzo chiesa. Quest'anno la festa del Patria del Friuli qui a Melbourne è stata celebrata con un picnic, là che si riunisce un bel gruppo di sui prati della città. Dopo la cerimonia ufficiale, in cui io come referente del Fogolar Furlans Australia ho letto una piccola storia del Patria del Friuli, i presenti si sono divertiti a mangiare, a bere, a cantare e a ballare e a scaldarsi con una buona rosteata di chiastini. È venuto al picnic anche un giovane furlan che si chiamava a Melbourne in villeggiatore. Aveva letto l'annuncio del picnic su Facebook e vedendo la nostra bandiera furlane che suonava in alto, si è subito tirato d'ogni, sentendosi come a casa sua. Il nostro Fogolar per il momento al resto si era, ma il nostro cuore è sempre spalancato e pronto a dare il benvenuto a tutti che lo cercano. Federico Martin, Australia. Mandi. Eduardo Baschera, presidente emerit de Società Furlane Buenos Aires, che si è trasferito al momento in Italia, l'ha chiamati amici dai Fogolars di Lombardia. A Bergamo è stata ricevuta l'ex presidente Denise Pramparo con la Sur Fedora, che sono stati serviti di spic per visite città alte, una vera perle di culture. In grazie di Denise, Baschera e Noemi Salva, tutti i due mestri di lingue furlane del Società Furlane di Buenos Aires, hanno conosciuto Sara Guadagnin, già presidente del Fogolar Furlan di Garbagnate, che io ha ospitato in te ultime puntate del suo programma settimanale Fogolar Furlan di Radio Locale, Radio Panda. A Milano hanno visitato il vicepresidente del Fogolar Furlan, Gunnar Cautero, in testa osteria di stazione, un piccolo canton di Friuli in tal curde citate. L'osteria è anche sede dal Ducato dei Vins Furlans e locali storiche, che springono in quintri a buttare le basis per il futuro avvenimento con la none dei Fogolars di Buenos Aires. Mandi dal consolato indipendente Furlan a Milano. Maidaur, mandi. E alle tutte per voi, noi vi si dà appuntamento a domani. Buona serata di Viodisi.